I carabinieri della stazione di Villaseta, a conclusione dell'attività di indagine, hanno tratto in arresto DMC, queste le iniziali, di anni 20, residenti ad Agrigento, con precedenti di polizia, in esecuzione un'ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP di Agrigento presso il Tribunale, sottoponendolo a regime di arresti domiciliari con l'utilizzo del braccialetto elettronico. I militari hanno così proceduto alla notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari a carico di altri 2 giovani che sarebbero stati complici dell'arresto in più di un'occasione. Uno dei destinatari si trova attualmente in regime di detenzione presso l'Istituto Penale Malaspina di Palermo a seguito di arresto in flagranza operato la scorsa settimana dagli stessi carabinieri di Villaseta. Allora, con l'ultima operazione abbiamo circostanziato e posto fine a una serie di azioni che sono state poste sì da inizio anno al centro di Agrigento, nelle zone limitrofe, consistenti in rapine a danni di minori e ragazze, furti in esercizi commerciali e indebito utilizzo di carte di pagamento. Ieri sera abbiamo eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un soggetto che principalmente si è reso responsabile della stragrande maggioranza di questi reati che vi ho elencato. In flagranza di reato da gennaio ad oggi lo abbiamo anche arrestato più volte insieme ad altri 2 minorenni, come è accaduto a novembre di questo mese, dopo l'ennesima rapina. E l'obiettivo principalmente era quello di interrompere questa recrudescenza di reati predatori che stavano avvenendo nel centro di Agrigento e che stavano destando una certa preoccupazione in tutta la cittadinanza, spesso anche genitori che lasciavano i figli giustamente girare per il centro con il timore che potesse accadere loro qualcosa. È stata un'azione certosina, comunque puntigliosa da parte della stazione di Villaseta, che ha consentito comunque, con una piena sinergia con la Procura di Agrigento, di richiedere un'ordinanza di custodia cautelare. Con questo noi proseguiremo comunque a tenere alta l'attenzione in centro, perché non si può abbassare la guardia per dei reati che si portano a conclusione e si risolvono. Ce ne saranno sempre altri che dobbiamo contrastare o comunque fare una buona azione preventiva. Ciò che chiedo comunque è sempre avere un'ottima sinergia con la cittadinanza, con la popolazione che non appena riceve o subisce un qualsivoglia tipo di reato, non deve essere necessariamente una rapina grave con minacce, ma anche un furto di poco conto, è sempre necessario venire a fare la denuncia, perché noi collezioniamo una serie di informazioni, collezioniamo una serie di nozioni che ci permettono poi di contrastare pienamente nella maniera più efficace qualsiasi tipo di reato o autore di reato. Quindi la collaborazione non è mai venuta a mancare, è sempre stata forte e attiva anche su Villaseta e noi auspichiamo di poter continuare a lavorare così in perfetta sintonia tanto con la Procura e quanto con... Stamani la conferenza stampa presso il Comando Provinciale dei Carabinieri, dove è intervenuto anche con una sua dichiarazione il comandante della compagnia Vittorio Stingo. Il risultato di oggi è il frutto della perfetta sintonia che si è venuta a creare tra cittadini, carabinieri e magistratura. Assicurare alla giustizia gli autori di oltre 20 episodi di efferati crimini predatori, tra cui alcuni minorenni, dimostra l'attenzione che poniamo sulla sicurezza della nostra amata città e la perfetta sintonia con i nostri cittadini.